Roberto Ongaro, rappresentante della lista dei Democratici di Sinistra. Allora, Ongaro, qual è il vostro progetto elettorale? Per la provincia di Padova quello di ampliare ulteriormente questo rapporto tra provincia e cittadini, che è un rapporto difficile che passa attraverso i comuni, che in questi anni si è sviluppato attraverso una collaborazione nelle cose e portarlo a maturazione. Ora, noi possiamo citare alcuni grandi esempi di cose da fare nei prossimi anni. Innanzitutto la viabilità, il completamento della mobilità del cittadino attraverso le statali, la statale 10, la Padana Inferiore, la statale del Santo, la strada dei Vivai, a Nuovo Piovese, e poi tutta quella rete di strade provinciali che hanno permesso all'economia di svilupparsi ma che adesso sono un freno alla vita di tutti i giorni. E conquistare questo rapporto tra cittadino e il proprio territorio, tra cittadino e la capacità di muoversi, è un grande compito della provincia. Quindi la provincia anche come ente che riesce a rappresentare i comuni, le istanze dei cittadini a livello più immediato. Ongaro, chi è il vostro candidato alla presidenza della provincia? Il nostro candidato è Tonino Tiglio, persona ben nota, vicepresidente della provincia, persona che ha operato e che opera nel settore del volontariato, nel settore dell'offerta di lavoro, che si è interessato in maniera importante per quanto riguarda lo sviluppo dell'intera provincia, che ha dato vita al patto della Bassa Padovana, che è intervenuto sulle parti importanti che riguardavano l'Alta, penso a Campo San Piero, alle zone di Cittadella, quindi una persona che ha dimostrato con i fatti di essere all'altezza del difficile compito di avere una provincia che traghetta verso 2000 i comuni e i cittadini. Ongaro, uno slogan da presentare ai vostri elettori. Io credo sia importante innanzitutto andare a votare, perché il 27 con questo slittamento delle elezioni potrebbe avere una minore significanza dal punto di vista della partecipazione del voto e se soprattutto ci sarà il ballottaggio l'11 luglio sarà una cosa difficile, quindi andare a votare. Votare democratici di sinistra in questo caso significa scegliere anche un voto di parte, il voto che sarà da parte del cittadino. Abbiamo sentito Roberto Ongaro, rappresentante della lista dei Democratici di Sinistra.